Voliamo subito perché dobbiamo presentare le nomination quale miglior portiere del campionato di eccellenza. Antonio Busà del Ragusa Calcio, Alessio Zummo della Don Carlo Misilmeri, che invito qui sul palco. Invito qui sul palco per la premiazione un dirigente della FIGC di Palermo, parliamo di Fabio Capuana che ritorna qui sul palco dei Penalty Awards dopo la bella presenza dello scorso anno dove vinse il premio Un Uomo per lo Sport. Eccolo qui Fabio Capuana, ciao Fabio, ben trovato, grazie. Busà e il portiere anche della Don Carlo Misilmeri. Diamo subito la busta a Fabio Capuana, miglior portiere del campionato di eccellenza, vediamo colui che si porta a casa il premio. Tra l'altro l'anno scorso tu eri in nomination, infatti. Allora, miglior portiere del campionato eccellenza 2021-2022, Alessio Zummo, Don Carlo Misilmeri. Non avete vinto il campionato, però vi siete portati a casa un bel premio in questo caso, no? Complimenti. Subito la consegna del premio al primo classificato, Alessio Zummo, con il premio di Bacco. La battuta la faccio giustamente con Alessio. Ho detto bene, non avete vinto il campionato, però insomma la Don Carlo Misilmeri ha perso poi alla fine lo spareggio con l'Acragas e sappiamo dove è arrivata l'Acragas. Sì, è stato un buon campionato, logicamente potevamo fare di più. L'ultima partita con l'Acragas comunque abbiamo offerto un'ottima prestazione, è mancato solamente il gol, poi si sa, se non fai gol molte volte lo prendi e quindi... Però tutto sommato è stato un ottimo anno con la consapevolezza che il prossimo anno si può ripartire su questa base, su questa ottima competenza che ha la società capitanata dal presidente Cottone, una persona per bene, una società molto seria, lo dicono un po' tutti. Rimani lì? Mi auguro di sì, è una domanda che dovreste fare a lui, io lo spero, poi logicamente sarà la società. Sento un sì. Questo qua, se lo dice lui allora va bene. Dobbiamo crederci, perfetto, complimenti. E invece per te, insomma, un'altra nomination vuol dire che non c'è due senza tre, il prossimo anno se ritorni ai penalty mi sa che devi vincere con il Ragusa perché hai vinto Coppa e campionato, quindi insomma non ti puoi lamentare. No, non mi posso lamentare, questa è stata una stagione perfetta, no? Coronata dalla vittoria del campionato, della Coppa Italia e come se non bastasse pure abbia avuto il privilegio di essere l'unica squadra imbattuta in tutta Italia, dalla Serie A all'eccellenza. Per quanto riguarda il prossimo anno, chi lo sa, per vincere non so più che devo fare. Quindi... Rimani a Ragusa? Ci sono i presupposti. Vedremo come andrà a finire. Per intanto un po' di mare, un po' di riposo e poi di nuovo al lavoro. Grazie a Zummo e a Busà, grazie. Fabio, allora, il calcio dilettantistico continua ad avere una grande risonanza e capiamo bene che insomma dietro c'è un mondo che lavora 24 ore su 24, soprattutto in federazione. Palermo insomma è una federazione potente che spesso e volentieri deve combattere giorno dopo giorno con tante difficoltà legate anche ai campi che non ci sono e tutto il resto. Come vi state preparando a Palermo per la prossima stagione? Intanto ci tenevo a ringraziarti perché per l'ennesimo anno sono qui con te, ti faccio i complimenti per questa stupenda organizzazione e ribadisco come tutti gli altri che non è assolutamente facile, sei sempre preciso e sempre puntuale in tutto ciò che fai, questo è un complimento che mi viene dal cuore. Sì, è stata una stagione, ci stiamo preparando a una stagione importante, ma veniamo da una stagione, chi mi ha preceduto, il Presidente Morgana, Sorbello e tutti gli altri lo hanno detto, una stagione importantissima, perché una stagione stupenda, fondamentale, perché è stata la stagione della ripartenza e non era facile ripartire e portare a compimento, a termine tutto quello che siamo riusciti a fare, ecco, con problemi logistici, problemi organizzativi, ma soprattutto per poter combattere quella che era la paura di questo virus, di quello che avevamo. A questo si è aggiunto il problema della guerra, che non è un problema marginale, quindi abbiamo lottato, come diceva il Presidente, contro tutti e contro tutti, ma ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo fatto una grande stagione, ne faremo una ancora più bella su tutti i livelli e sono felicissimo anche perché ho visto i settori giovanili crescere
con un impegno importante da parte dell'SGS a Palermo e anche in tutte le altre province, e questo fa ben sperare perché il futuro dei giovani, e soprattutto sono felice perché dopo questi anni bui ha vinto la vita, ha vinto la voglia di vivere, e questo è importante. Che grande belle cose che hai detto, complimenti Fabio. Anche per te abbiamo il ricordo della presenza qui ai Penalty Awards 2022. Possiamo anche lasciare la busta, non la portare come ricordo, la busta, ok? E la birra Timili che ci accompagna in questa bella serata. Grazie, grazie a Fabio Capuana, dirigente del regionale della FIGC di Palermo. Premiamo adesso il difensore dell'eccellenza, campionato importantissimo, 2 gironi di grande intensità. Guardiamo subito chi sono in nomination. Abbiamo Filippo Raimondi del Canicattì Calcio e Maurizio Dall'Oglio dell'Igea 1946. Non vedo Maurizio. Ciao Filippo. Non vedo Maurizio. Vabbè. A questo punto chiamo sul palco, sperando che sia tu il vincitore, ma anche se ciò non succede, per te è un piacere. Mi piace questa collaborazione che mi dai sul palco. Invito qui sul palco Piero Gatto, il presidente dell'AICAC di Palermo, per aprire la busta e capire a questo punto chi sarà il vincente per quanto riguarda la nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Eccolo qui, Piero Gatto. Ciao Piero, ben trovato. Conosci Filippo? Da piccolo, da piccolo. Consegniamo la busta a Piero Gatto. A questo punto Filippo, veramente io faccio il tifo per te. Faccio il tifo per te perché 2 assenze su 3 è una situazione che non mi è piaciuta. Il prossimo anno capiremo bene con chi parlare e con chi interloquire. Non la vediamo noi due da soli, no? No, vedila tu, vedila tu. Allora io magicamente faccio... Zam. Filippo Raimondi, Canicattì Calcio. Avevo visto bene allora e soprattutto speravo bene nella qualità umana di una persona che si è presentata qui sul palco. Consegniamo subito a Filippo Raimondi la targa come miglior difensore del campionato di eccellenza. Filippo, il Canicattì quest'anno ha strabiliato tutti perché il vostro è stato un percorso sempre sul pezzo, mai un attimo di disattenzione, sempre convinti, determinati. Avete portato a casa una promozione che è veramente d'oro. Sì, è una promozione importante anche perché a Canicattì mancava da tanti anni la Serie D, quindi per noi è stato un onore portare la società come Canicattì La Piazza, che lo merita tanto. Anche perché quest'anno è un campionato molto difficile perché c'erano squadre e società attrezzate come noi che puntavano a vincere il campionato. La domanda che ti faccio e mi devi dare subito una risposta veloce è quella: rimani a Canicattì? Lo spero con tutto il cuore, penso che non ci siano problemi. Benissimo, ti sei già affezionato a questa terra. Grazie. Filippo Raimondi vince il premio come miglior difensore del campionato di eccellenza. Piero, Palermo, AIAC, allenatori che veramente si mettono sempre in gioco. C'è una nouvelle vague che sta andando per la maggiore e credo che insomma ne sentiremo spesso di allenatori palermitani che possono spiccare il volo. Ma stiamo lavorando proprio per questo, proprio con i giovani, per cercare di dare nuove motivazioni, perché comunque a Palermo cosa che mancano sono le squadre e purtroppo abbiamo pochissimi campi e molte squadre, quindi io dico sempre grazie a tutte le squadre. Abbiamo visto squadre come Misilmeri, come Resultana, che dobbiamo dire grazie a questi dirigenti, a questi presidenti che si spendono e spendono in uno sport che purtroppo è sempre più difficile a Palermo, perché fare una società a Palermo costa tantissimo, perché un campo, andare a giocare costa tanto e quindi si fanno tanti sacrifici, quindi ci sono pochissime squadre e tanti bravi allenatori, quindi mi auguro che le cose cambiano e quindi... Ottimismo. Un omaggio anche a Piero Gatto.
presidente Ajax di Palermo, per la sua presenza ai Penalty Awards 2022. Anche per te la birra Timili, solo la birra, le ragazze stanno a casa. Ero triste se non portavo via la birra. Grazie a Piero Gatto, grazie Piero, grazie. Ho il piacere questa sera di avere sul palco dei Penalty Awards, in onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, un personaggio secondo me straordinario, personaggio TV ai Penalty Awards 2022, Antonello Costa, che invito qui sul palco. Lo abbiamo atteso con tanto piacere. Buonasera. Hai preso appunti? Ho preso, buonasera a tutti, che bello, sono ancora vivi, ancora svegli. È stato bello essere qui 2 giorni, sono arrivato ieri per i premi, grazie. Sei salito solamente adesso? Sì, scusa un attimo, Sì? scusa un attimo. Cosa che c'è? È mia mamma, scusa. Sì. Mamma, no, non è un sequestro, sto tornando a casa, mamma. E sto qua da 5 ore, ma adesso manda 700 euro sul conto di paga il riscatto e torno a casa. Sì, no, devono ancora premiare i pulcini dalla Calabria a scendere, poi fanno la categoria allievi e fanno anche le squadre di trans, perché c'è anche la categoria trans. Non ci lasciamo nulla di intentato. E mamma, scusate che è un premio di, penso, attori e porno. No, è penalty. Io ho letto Penalty Awards, mamma c'ho le palle davanti, e già questo ha premiato quello che si chiama Tosto, Rizzo, Lunghi, ho detto questo secondo me stasera finisce male e infatti sto tenendo le chiappettine strette perché non vorrei che entrassi. No, tranquillo. E sì, mamma, il pubblico, cioè quelli che non hanno ancora pagato il riscatto, ora quando pagano le mandano via. Sì, adesso mi danno anche un premio, pensa che danno la birra nel cartone. Ma cazzo No, nel senso è un contenitore omaggio dove dentro ci sono 2 birre. nel cartone? Sì. È che il tavernello, che cosa? No, non è il tavernè, è una confezione regalo. Ah, dentro c'è la birra, le bottiglie. Bottiglie ci mancano. Saranno piccole. Sono espositive. Mamma, ho una cassa o niente, gli ho detto, guarda. Ma che mi sarebbe? Ma ti do anche altre cose, non ti preoccupare. Ti chiamo dopo che parlo con lui. No, Ettore mi fa ridere perché non molla il microfono. Già questo, tu non la sai che non l'ha dato mai a nessuno. Ma non lo do perché sennò altrimenti ci allunghiamo coi tempi. Ah, io non sono abituato a parlare nel microfono di altri. Lo so. Allora Antonello, ho letto che hai un tour prossimo pazzesco, ti vedremo in tutta Italia. Sì. Non lo dire per disperato. Sei contento? No, sì, dopo tutto quello che è successo. Ho la fortuna, 2 anni che ci abbiamo questa cosa, volevo dire anche a Morgana che se n'è andato, la Fata, il presidente Fata Morgana, che è andato via, gli volevo dire che ha detto che c'è stata questa cosa del Green Pass anche per i giocatori, che è una cosa intelligente che hanno fatto, e ha detto che forse l'anno prossimo torna. No, il Covid non torna. Sicuro? Sì, ho saputo da amici potenti, non c'è neanche il vaiolo della scimmia. Quello che preoccupa sono le emorroidi del rinoceronte, che possono venire, quelle poi ci vorranno tanti vaccini di preparazione H, in modo che ti ripare, così non c'è problema. No, a parte gli scherzi, grazie, il tour è lunghissimo, andiamo da Monza a Gela. Verrai anche in Sicilia, eh? Vengo anche in Sicilia, Palermo, Catania, Gela, insomma Messina, poi ho visto tante squadre di paesi dove mi sono esibito. La cosa bella, che è anche brutta, è che non mi sono ancora mai esibito in questo teatro che... Ci stiamo lavorando. Perché Belpasso, Nino Martoglio, insomma io qui non mi sono mai esibito, un teatro bellissimo, dopodomani quando finisci i premi poi io parlerò col sindaco. No, non finirò dopodomani, tranquillo, ottimismo. Finisci prima. Allora, a premiarti sarà Fiorella Vadalà. Fiorella, ciao Fiorella, assessore allo sport del comune di Belpasso. Allora, consegniamo ad Antonello, anzi la consegniamo giustamente alla Vadalà, che la consegna giustamente. Allora sono veramente vergini in questo senso. Che poi mi tira la battuta con Antonello, vabbè, lasciamo stare. Allora consegniamo la birra. Prima voglio controllare, aspetta. Ah sì, controlla. E ci sono 2 bottiglie.
La birra è vera. Ma ci mancherebbe, guai se non fosse. È buonissima. Eh sì, è artigianale ed è un'eccellenza siciliana. Buonissimo, sembra il flacone dello sciroppo del Flulimucil, però è vera birra. No, non è sciroppo. No, Timili. Timili, sì. Timili, quando c'hai un po' di raucedine, bevi Timili e basta. Anche a supposte. Allora, possiamo consegnare ad Antonello, che ha allietato veramente questo palco, il premio Personaggio TV. Siamo contenti che insomma sei venuto a ritirarlo in questo momento di vacanza per te, perché so che sei in vacanza per poi dopo partire per il tour. Sono in vacanza, grazie, io in bagno ho uno spazio libero, l'ho appento in bagno. No, non lo sto scherzando, tutti i miei premi li ho appesi in bagno, perché nel momento del bisogno mi leggo e mi stimolo da solo, autostimolante. Straordinario. Quindi, grazie davvero, Personaggio TV, grazie, viva, dico l'unica cosa seria perché io non sono fatto per dire cose serie, viva lo sport. Io vivo a Roma, sono di Augusta, quando posso vengo sempre a casa in Sicilia, la Sicilia è nel cuore. Vedere in qualsiasi attività, in qualsiasi sport, c'è tutta questa passione, è soltanto un bene, quindi vedere ancora ragazzi o anche persone meno giovani che si impegnano, e io so, perché io ho giocato in Serie A di calcio a 5 nell'Augusta, dai 16 ai 18 anni, Non sembra. e poi per altre doti ho fatto l'attore porno, ma non te lo posso dire. No, non lo vogliamo sapere la motivazione? Esatto, e quindi so, perché mio papà era uno dei dirigenti, quanta passione ci vuole e quanti sacrifici e anche umiliazioni subisce dal presidente a scendere per mettere su un sogno e dare possibilità poi ai dei ragazzi di poter essere felici di giocare. Certo, adesso mi devi rendere felice con un personaggio che è straordinario, che è Rocco. Mi fai una battuta no, perché adesso voglio vedere come riesci a trovare lo spunto parlando di calcio e parlando del personaggio Rocco. Rocco è uno dei miei personaggi, stilista, vegano, nel senso che gay. Sì, Vegano. l'avevamo capito. Vegano, gay, e quindi lui parla un pochettino. Buonasera a tutti, sono Rocco e dove guardi mi tocco. Sono uno stilista, io prendo in cura il look e come lo prendo in cura io non lo prende in cura nessuno, tesoro. Sono qui ai premi perché ritiro il fallo d'oro. Grazie Antonello Costa, grazie. Premio Personaggio TV. Grazie ad Antonello Costa. Grazie tante. Inizia a drogarti. Sì, benissimo. Fiorella, che dire, è una lunga maratona, lo sappiamo, però è anche vero che i premiati sono tanti e la passerella è anche una passerella televisiva, per cui ci si deve incastrare un po' con i tempi. Sappiamo che dobbiamo essere corti, ma non è mai facile. Come non è mai facile avere un assessorato allo sport per un piccolo centro importante però come Belpasso. Grazie Ettore, saluto tutti, saluto anche l'onorevole Giuseppe Zitelli che ci ha aspettato, però purtroppo Chiedo scusa. impegni che non poteva prorogare. Sì, è difficile, ma credo che lo sia un po' per tutti gli amministratori locali, perché come nello sport anche la politica deve fare squadra e deve raggiungere degli obiettivi. È chiaro che nessuno, qualcuno o tutti possono anche non essere contenti del nostro operato, però quello che conta è impegnarsi per raggiungere degli obiettivi e fare davvero qualcosa per il futuro della nostra comunità. E ci state riuscendo perché Belpasso lo vedo veramente in un nuovo percorso da qualche anno a questa parte. Complimenti. Abbiamo il ricordo anche per Fiorella Vadalà, assessore allo sport del comune di Belpasso, eccolo qui, in ricordo di questo evento insieme al pacco dono di Bacco. Pacco di Bacco, lo volevo dire anch'io. Sì, Fantastico. un gioco di parole simpatico, grazie. Grazie a Fiorella, grazie Fiorella Vadalà, assessore allo sport del comune di Belpasso. Riprendiamo con le nomination, adesso parliamo del centrocampo e abbiamo in nomination Pablo Piuca dell'Acragas 2018 e Charles King del Pro Favara. A
accomodatevi al centro del palco perché adesso chiamerò per premiare il delegato agli eventi del comune di Belpasso, Salvo Pappalardo, che vedo qui pronto per consegnare il premio al centrocampista d'eccellenza del campionato di eccellenza. Benissimo, arriva subito la busta. Ciao Salvo, ben trovato. Consegniamo la busta a Salvo Pappalardo, delegato agli eventi del comune di Belpasso. Allora, chi vince questo ambito premio con insomma, il ruolo del centrocampista, che è sempre molto importante? Miglior centrocampista campionato eccellenza 2021-2022 va a Pablo Piuca. Perfetto. Akragas 2018. Akragas 2018. Consegniamo a Pablo subito il premio con il pacco di Bacco e poi consegniamo l'altro anche a Charles King come nomination ai Penalty Awards. Nel frattempo una battuta, la partita con il Martina già fa parte del passato, guardiamo avanti, guardiamo a questo Akragas che comunque ha fatto un girone di ritorno meraviglioso, ha sfiorato a questo punto la Serie D, rimane comunque tutto il bello possibile di una stagione che va comunque ricordata per sempre anche ad Agrigento. Buonasera a tutti. Sì, come hai detto tu, abbiamo fatto 4 mesi da quando è arrivato il mister di grande vittoria e grandi risultati. Rammarico per la partita di ieri, però pensiamo in avanti. Rimarrai ad Agrigento, è una piazza importante. Non lo so, siamo arrivati alle 8 di mattina oggi, quindi... Adesso vi dovete solo riposare. Bravo, un po' di riposo e dopo vediamo. Un po' di vacanza ci sta pure. Sì. Ci mancherebbe. Bravo a Piuca e bravo anche a Charles, nativo da dove? Liberia. Della Liberia. Lui è un giocatore che gioca a Favara ed è stata un po' la sorpresa dei Penalty Awards di quest'anno, perché il tuo nome è un po' stato inaspettatamente inserito, piacevolmente per noi, nelle nomination, perché la tua è stata una stagione importante a Favara. Non avete vinto il campionato, avete giocato i playoff, avete dimostrato che con l'impegno comunque arrivano le soddisfazioni. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, come quello che hai detto è vero, perché da come siamo partiti per delle 3 partite di fila è stato veramente difficile, ma riuscire a raggiungere i playoff, diciamo che è stato una stagione fantastica. Una bella soddisfazione, bravo a Charles King e bravo anche a Pablo Piuca, grazie per essere stati con noi, grazie. Salvo Pappalardo, delegato agli eventi, una stagione estiva importante a Belpasso, ci siamo dentro anche noi dei Penalty Awards, ma chiaramente l'estate è soltanto agli inizi e siamo sicuri che insomma, la vostra visibilità arriverà abbondantemente oltre le mura belle di Belpasso. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per aver scelto Belpasso per questa importante manifestazione sportiva che arricchisce ancora di più il cartellone estivo di Belpasso Estate 2022. Non è uscito ancora il programma definitivo, ci stiamo lavorando, ma già è entrato nel vivo. Abbiamo diversi eventi che proporremo alla città e non solo, quindi invitiamo quanti ci seguono da casa e la folta platea a venire a Belpasso perché c'è tanto da visitare e sicuramente poter partecipare a eventi per allitare l'estate 2022. Grazie per aver accettato anche la nostra proposta di venire anche qui a Belpasso. Consegniamo a Salvo Pappalardo il ricordo dell'evento, grazie per essere stato con noi, anche per te il ricordo della birra Timili. Grazie a Salvo Pappalardo, grazie a Salvo. Proseguiamo perché ho il piacere di premiare oggi qui sul palco Sandello Alletto, che fa parte della famiglia Calcio Sicilia, che è una realtà seguitissima non soltanto sul territorio siciliano. È una bella soddisfazione, no? Certo, grande soddisfazione. I miei ragazzi imbattuti per tutto l'anno, il mio punteggio FIGC con 40 punti. Meglio di così? Merito loro. Merito loro. Lavorare con i ragazzi ti piace oppure vuoi tentare chissà l'avventura nei dilettanti prossimamente? No, speriamo. Quello è l'obiettivo. Quindi stai partendo dai giovani per arrivare ai grandi. Ovvio, certo.
Il buon lavoro. Formare ragazzi prima di tutto, prima l'uomo e poi il calciatore. Bravo, questo è sì che è il vero allenatore giovanile. Consegniamo a Sandello Aletto il ricordo della presenza, compresa anche la bottiglia di Sciuramara, che è un liquore DOC. Grazie per essere venuto qui da Palermo. Grazie. Abbiamo un premio Eccellenza Siciliana e ho il piacere di invitare qui sul palco il match analyst della Ternana, che 2 anni fa vinse il campionato di Serie C, ma quest'anno ha confermato la sua permanenza in Serie B. Parliamo di un allenatore siciliano, catanese, ho visto crescere il suo percorso, lui si chiama Ivan Alfonso, eccolo qua Ivan. Campionato di Serie D alla grande con la Ternana quest'anno, non ti puoi lamentare, è una bella soddisfazione. Hai tra l'altro vinto la Coppa Italia di Serie C e il campionato di Serie C 2 anni fa. Sì, intanto buonasera a tutti, è stata l'anno scorso sicuramente la stagione più esaltante, perché abbiamo vinto il campionato e la Supercoppa con la finale col derby col Perugia. Quest'anno è stata un'annata un po' più complicata, ma non per questo avara di soddisfazioni. Siamo andati vicini a centrare l'obiettivo playoff. Sicuramente sono state 2 stagioni molto intense e molto soddisfacenti. Tra l'altro adesso so che sei ritornato in Sicilia e sei un po' tra virgolette a spasso, perché hai deciso di rinunciare al contratto della Ternana, perché tra l'altro credo che tra qualche mese convolerai a nozze. Assolutamente, è stato uno dei motivi per il quale c'è la mia futura sposa lì con la mia famiglia, quindi decisamente è stato un dispiacere rinunciare a una situazione importante come quella di un'altra stagione con la Ternana, però devo dire che a volte si devono fare delle scelte anche di cuore e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. E noi siamo convinti che la tua scelta è stata intelligente e matura. Premio Eccellenza Siciliana ad Ivan Alfonso, che consegniamo adesso, eccolo qui, e consegniamo anche una bella bottiglia di Sciuramara, che è un amaro tutto siciliano. Grazie Ivan. In bocca al lupo per la stagione prossima, non sappiamo dove, ma sicuramente sarà importante. Grazie. È il momento di premiare l'attaccante del campionato di eccellenza. Abbiamo 3 nomination: Benedetto Iraci del Canicattì Calcio, Antonino Carbonaro del Carlentini Calcio e Santiago Pavisic dell'Agragas 2018. Paolo Munafò è un giornalista di 3M TV che attraverso i propri servizi veramente racconta tutto il calcio dilettantistico, e Paolo lo ha raccontato anche con delle telecronache meravigliose. Eccolo qua Paolo, guarda che bel parterre che ti ho presentato. Ciao Paolo, benvenuto. Un grande onore qui, Un perché grande onore. abbiamo veramente attaccanti fortissimi. Quindi. Fortissimi. Allora, la busta la consegniamo subito a Paolo, perché aprirà lui questa busta eccellente. Tra l'altro mi ricordo che tu hai vinto l'edizione del 2014, la prima edizione, quindi insomma sono passati degli anni, sei ritornato sul palco dei Penalty Awards. Premetto che andrebbero premiati assolutamente, c'è l'imbarazzo della scelta. Di altissimi livelli. Qui se ci fosse un direttore sportivo li prenderebbe tutte e 3 in blocco, subito. Come minimo. Comunque, miglior attaccante campionato eccellenza 2021-2022, Benedetto Iraci. Canicattì. Ok, Benedetto Iraci al centro con il pacco di Bacco e la targa, e mentre invece per gli altri tra poco arriverà il riconoscimento. Benedetto, il gol più veloce tra l'altro è diventato leggenda per te, no? Il gol più veloce in una partita di calcio, sei riuscito a entrare subito a fare gol, ma a parte questo insomma i gol sono stati tanti in una stagione meravigliosa, quella del Canicattì. No, sono stati 2 in realtà, quindi non è uno solo, è stata la doppietta. La doppietta, beh certo, anche. Beh, diciamo che abbiamo fatto un po' di pubblicità, un po' di fa piacere. Ma fa piacere, dai. Quello che è contato poi alla fine è stata la vittoria sicuramente. E tu di vittorie ne hai fatte tante, perché valuta che è il 3° campionato di seguito che vinci. Sì, il 3° campionato, i gol sono importanti quando soprattutto si vince, sono una soddisfazione immensa. Assolutamente, complimenti per la prossima stagione. Cambierai squadra? Questa è la domanda che ti avranno fatto in tanti? Sì. Confermi che il tuo stile è quello di vincere e andar via, vincere e andar via?
No, in realtà le cose si fanno sempre in due. La Questo è società vero. ha fatto delle scelte che avremo poi modo di approfondire. Assolutamente. Solitamente sono un giocatore importante in tutte le squadre dove vado, sono sempre con le spalle larghe e pronto a prendermi tutte le responsabilità del mondo, e quindi cercherò una squadra che mi metterà nelle condizioni Ma di non potermi mancheranno. prendere tutte le responsabilità del mondo e essere uno dei giocatori più importanti. Non mancheranno sicuramente le squadre che ti vorranno, anzi tutt'altro. Complimenti ancora per la stagione e complimenti a questo Carlentini che insomma ti ha permesso di segnare una valanga di gol in questa stagione, un Carlentini che insomma ci ha fatto vedere più di una partita di grande qualità, quindi evidentemente c'era il lavoro del mister Serafino, ma c'era anche l'impegno da parte vostra. Ma sì, a Carlentini quest'anno abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, anche perché conosciamo tutti la piccola realtà di Carlentini. Il mister è stato bravissimo a creare un gruppo meraviglioso e i risultati si sono visti. Peccato per i playoff, ma avevamo i tre davanti che andavano troppo veloci. Sarà per la prossima stagione. Sarà per la prossima stagione anche per l'Akragas. È andata male in questo spareggio, ne abbiamo parlato anche con Piuca, però come ho detto sempre, tutto quello che di buono ha fatto l'Agrigento rimarrà lo stesso, a prescindere dal fatto che non si è saliti in Serie D. Sì, penso che a prescindere da non aver salito, penso che questo ci fa imparare e lavoreremo su questo. E lavorerete anche per te con il progetto di Agrigento la prossima stagione oppure ancora è tutto da decidere? Speriamo di sì, io me lo auguro perché Ti piace la piazza? mi piace, pure mi sento bene con loro, quindi se può lavorare meglio. Bene, allora in bocca al lupo per la prossima stagione, grazie a Benedetto Iraci, Antonino Carbonaro e anche a Santiago Pavisic. Al centro Paolo, ho detto che hai raccontato il calcio in maniera straordinaria attraverso le telecamere di 3M TV, e un calcio dilettantistico che ogni anno regala tantissime emozioni. Qual è stata la partita che più ti ha emozionato quest'anno? Guarda, sceglierne una è davvero difficile, perché poi al di là delle partite che abbiamo fatto, qualche finale di Coppa Italia, Ragusa, ce ne sono state tantissime anche durante la stagione, quindi per non fare torto a nessuno dico tutte belle, tutte importanti. Tutte belle, va bene, ok, ci può anche stare questa cosa, perché poi tra l'altro ne hai raccontate tantissime, quindi sceglierne una è sempre molto difficile. Anche per Paolo Munafò subito il ricordo della presenza qui ai Penalty Awards, con l'ennesima targa, perché anche tu ormai sei storico qui ai penalty, quindi tra l'altro lo racconterai attraverso anche il programma dell'anteprima. Grazie a Paolo Munafò, grazie Paolo. Siamo pronti per presentare adesso le nomination quale miglior allenatore del campionato di eccellenza, e lo facciamo con un terzetto di grandissima qualità, ovvero Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio, Lillo Bonfatto, allenatore del Canicattì Calcio, e Michele Campo, allenatore della Ionic FC. Voglio invitare qui sul palco per premiare il miglior allenatore del campionato di eccellenza un imprenditore siciliano, nostro sponsor partner, tra l'altro Gaetano Saitta, che invito proprio qui sul palco perché aprirà lui la busta, che come al solito è sempre molto pesante quella dell'allenatore, perché è un ruolo di grande qualità e troviamo sempre grandi difficoltà nel momento dell'apertura. Ciao Gaetano, conosci questi tre allenatori? Quale? Filippo, immaginavo. La busta da consegnare al nostro Gaetano Saitta, eccola qui. Gaetano, premiamo il miglior allenatore del campionato di eccellenza 2021-2022. Allora, miglior allenatore campionato eccellenza 2021-2022, Filippo Raciti. Ah, Filippo Raciti. Complimenti a Filippo. Possiamo consegnare la targa a Filippo con il pacco di Bacco. Eccolo qui. Perfetto.
Nel frattempo che consegniamo sia a Campo che a Lillo anche il ricordo dell'evento, la battuta la facciamo proprio con Filippo. Beh, Filippo, sta per ripartire l'avventura a Ragusa, sta per ripartire dopo aver vinto un campionato da imbattuti in tutta Italia e anche una Coppa Italia. Io credo che Ragusa a questo punto concentrerà il proprio percorso per un bel campionato in Serie D, oppure possiamo sognare un po' di più? No, innanzitutto buon pomeriggio e grazie a te, grazie allo staff per questa manifestazione che sicuramente dà lustro e dà voce al calcio dilettantistico perché ce n'è bisogno, quindi questo vanno a voi i ringraziamenti. Per quanto riguarda la stagione passata, diciamo una stagione perfetta, una stagione ricca di soddisfazioni. Questo comunque il merito non è retorica, però comunque il merito è gran parte della società, dei dirigenti, dei giocatori. Ovviamente noi gli allenatori siamo tutto e non siamo niente, quindi senza di loro, senza un'organizzazione non si va da nessuna parte. Quindi io sono qua a ritirare il premio, ma ovviamente le congratulazioni vanno fatte a tutti. Poi ovviamente vanno fatte a mister Lillo Bonfatto, vanno fatte a mister Campo, perché sicuramente un premio non toglie quello che di grande anche loro hanno fatto. È vero. Quindi la stagione che verrà, vediamo, stiamo lavorando, è il periodo dove magari vai a pianificare, vai a programmare qualcosina e poi se lavori bene come abbiamo fatto quest'anno e programmi bene, i risultati arriveranno. Perfetto, complimenti a Filippo Raciti, ha detto bene lui, stanno già lavorando per la prossima stagione e io sono anche curioso di capire quale sarà il prossimo percorso della Ionica, perché aver raggiunto già una semifinale nazionale playoff è una grandissima soddisfazione, forse l'appetito viene mangiando? Ma io ci tengo a dire che per me è già un grandissimo onore, un grande orgoglio essere qua in mezzo a altri due allenatori molto bravi che tra l'altro hanno vinto questo campionato Bonfatto con il Canicattì e Raciti con Ragusa. Tra l'altro penso che meriti il premio perché ha vinto campionato e Coppa, quindi è un riconoscimento giustissimo per quello che ha fatto durante l'anno, come lo avrebbe meritato anche il mister Bonfatto per il campionato vinto a Canicattì. Quindi ripeto, per me è già un orgoglio essere qua e ci tengo essere qua, non è solo merito mio ma è sicuramente merito, e questo ci tengo a dirlo, della società che mi ha scelto quest'anno e del mio staff, che io ci terrei tantissimo perché mi ha dato un grandissimo supporto quest'anno sia dal punto di vista tecnico che umano, e parlo di Paolo D'Angelo, Fabio Renzo, Santino Briguglio e Filippo Cacciola, che è qui presente, che ci ha dato una grandissima mano nella parte finale del campionato. Un bel team, insomma. È stato, per me, tu hai detto prima, è stata una delusione fino a un certo punto, certo, perché fino all'ultimo secondo della seconda partita di ritorno contro il Martina noi siamo stati in partita per andare in finale. Abbiamo visto ieri il Martina ha vinto 4-0, quindi significa che era una squadra molto forte. Noi abbiamo fatto 0-0, abbiamo attaccato fino all'ultimo secondo, non abbiamo segnato, però a me resta grandissimo orgoglio di quello che abbiamo fatto durante l'anno. Quello non ve lo toglie nessuno, rimarrà per sempre indelebile, così come rimarrà indelebile questa stagione del Canicattì. Da debuttante nel campionato di eccellenza, un volto quasi nuovo per la categoria, un volto che però ha lavorato molto bene e ha portato il Canicattì finalmente nel campionato di Serie D la prossima stagione. Sì, ma non l'ho portato da solo, l'ho portato insieme al mio staff, che voglio ringraziare pubblicamente, insieme a questi magnifici giocatori che ho avuto la fortuna di allenare. Una società organizzatissima che negli anni ha cercato sempre di cercare di andare avanti. Quest'anno ci siamo riusciti dopo tantissimi anni, dopo 28 anni Canicattì. Sono tanti, Sì, quindi abbiamo avuto la fortuna di stare al momento giusto, nel posto giusto. Complimenti e auguri e in bocca al lupo per la prossima stagione, perché so che rimani a Canicattì. Grazie a Lillo Bonfatto, Filippo Raciti e Michele Campo, i tre allenatori vincenti. Grazie tante. Allora, essere un imprenditore, intanto ti ringrazio perché sei anche un nostro sponsor partner, però un imprenditore che guarda il calcio, perché la tua ultima esperienza a Lentini è stata un'esperienza anche importante, a prescindere da come è andata a finire, comunque hai assaporato un calcio importante. Io credo che
il calcio va vissuto anche con personaggi come te, pertanto non lasciare il calcio, continua ad amarlo e metterci sempre la stessa passione. Grazie gentilissimo, grazie a tutti. Volevo fare i complimenti a te per tutto ciò che hai realizzato insieme alla collaborazione dimentichiamoci di Maurizio Ciancio, che va fatto pure un applauso, perché è veramente importante. Ti ringrazio a tutti voi e ci vediamo. Ci vediamo molto presto. Ti diamo subito un ricordo anche della tua presenza qui ai Penalty Awards. Eccola qui, anche la birra Timili, che io non so se tu bevi, però ti posso assicurare che è buonissima. Ci proverò. Grazie a te. Grazie a Gaetano Saitta. Abbiamo l'altro premio dedicato alla carriera sportiva, è un nome nazionale di grande qualità che invito qui sul palco, ovvero Roberto Scarnecchia, che ci raggiunge. Lo abbiamo fatto attendere un po', però è anche vero che gli ultimi saranno sempre i primi e tu sei stato, però i primi sono coloro che hanno assaporato un calcio di grande qualità, perché insomma guardando il tuo curriculum e dico Roma e dico Milan e dico Napoli, noi ci dobbiamo inchinare e dire che il tuo percorso è stato straordinario. Tra l'altro abbiamo anche capito che tu adesso non hai più niente a che fare con il calcio perché sei uno chef stellato e so che sei bravissima, a parte insomma della stella, ma proprio perché la tua creatività nel calcio l'hai trasferita nella tua cucina che è diventata ormai di grandissima qualità. Ma intanto mi sta venendo fame in effetti, come ha detto Antonio è stato carinissimo. Io non ho nessun riscatto da pagare. Ah, meno male, perché sennò saremmo stati costretti a chiedere un prestito. Sì, sicuramente è più alto. No, devo dire che mi ha fatto comunque piacere, perché questo tempo che sono stato qui con voi, ho visto un sacco di ragazzi che tante volte non ti aspetti che abbiano questo entusiasmo, che abbiano la pazienza anche di aspettare seduti, perché insomma sai che i giocatori sono sempre scalpitano. Infatti a me le ginocchia mi sono diventate quadrate, credo che anche qualche ragazzo immagino. Sì, perché io faccio triathlon adesso. Ah, addirittura, cioè il calcio l'hai proprio messo da parte? No, ho allenato anch'io nei dilettanti qualche anno, se hai visto la mia carriera, però al nord, perché avevo un ristorante a Genova e a Milano e ho preso la stella su Ovada al Vino di Ismaro, ho preso la stella Michelin nel 2012 e quindi questo mi ha portato poi purtroppo a fare delle scelte. Vabbè, ma ci sta pure questa cosa, mica un calciatore allenatore devi diventare per sempre un allenatore e un calciatore. No, io dico che solamente che il calcio e la cucina per me sono due passioni che vanno parallele, perché fare l'allenatore è come fare lo chef, cioè hai la preparazione delle portate e l'allenamento. Quindi con la brigata io ho 16 cuochi, per cui immagina un po'. E la partita, che sono quelle 2 ore, 1 ora e mezza, poi dipende dallo spogliatoio, allenamento, eccetera, cioè la preparazione alla partita, è quello del servizio ai tavoli, che dura 1 ora e mezza, 2 ore. Quindi è molto simile. Ecco perché mi dispiace magari non aver continuato la carriera da allenatore, ma aver lasciato per la cucina, però tante volte, ripeto, i percorsi perché se poi, scusa, solo su questo, se poi cresci come categoria, magari vai in C, ho allenato la Serie D, a fare delle scelte. Avevo 2 o 3 squadre che mi volevano, tra parentesi c'è stato un anno che anche il Crotone mi ha chiesto di venire giù, però purtroppo ho scelto... Hai scelto altre vie, altri percorsi. Tra l'altro, insomma, prima di consegnarti il premio alla carriera, volevo sapere, l'esperienza di Roma è stata un po' particolare, perché tu non hai vissuto proprio la parte finale dello scudetto, ma tutta la parte iniziale, per cui hai intuito che quella era una squadra che avrebbe vinto il campionato, dentro c'erano nomi importanti, su tutti Falcao. Sì, il percorso della vittoria dello scudetto dell'82 è nata dall'80. Noi abbiamo fatto 3 campionati incredibili dove abbiamo vinto praticamente 2 Coppa Italia, siamo arrivati una volta secondi, una volta terzi e una volta primi. Io ho fatto i primi 6 mesi da primo e poi sono andato a Napoli. Ma volevo dire anche ai ragazzi una cosa, purtroppo il sentimento del calcio arriva fino a un certo punto, poi inizia la carriera. Io sono romano, anche se non si sente molto l'accento. No, si sente. Insomma, ogni tanto. Sono nato nell'Almas Roma, avevo 17 anni e già giocavo in Serie D, ho fatto 34 partite. Poi sono stato in Serie A 18 anni. Però tu
fai 2, 3, 4 anni nella stessa squadra e non guadagni molto. Attenzione, si guadagnava sempre tantissimo, però non fai il salto di qualità perché poi diventa il tuo lavoro, quindi devi pensare che la carriera dura molto poco e devi guadagnare. E allora io cosa ho fatto? Ho deciso nel momento in cui c'erano 5-6 squadre, tra cui l'Inter, il Milan, il Napoli, la Juventus, di fare quel salto. E sinceramente poi sono andato al Milan, al Pisa di Anconetani, eccetera, e lì c'è stato il mio guadagno della carriera, quello che mi ha permesso di avere poi un'attività futura, no? Ciò non toglie il fatto che comunque Roberto Scarnecchia è una forza nel nome e anche nella sua carriera che comunque rimane meravigliosa. Complimenti, complimenti. Consegniamo il premio alla carriera sportiva a Roberto Scarnecchia e insieme anche un amaro particolare della zona siciliana che dovrai gustare con molta attenzione tu che sei uno chef stellato e credo che potrai inserirlo nei dolci che prepari perché so che sono anche una tua specialità, o sbaglio? No, sì, i dolci, faccio il tiramisù mio particolare che poi adesso non te lo posso fare assaggiare. Però prova quello con il ciuramara. Ma il ciuramara, carino, sì. Sì, con gli amari c'è un primo piatto che si fa, ma non lo dico adesso. Un primo piatto che si fa con un amaro particolare. Addirittura? Sì, perché ti deve dare sapidità e dolcezza e quindi un amaro con un pochino di alcol che va sfumato, naturalmente un piatto che, vabbè, poi ve lo racconto. Benissimo, grazie a Roberto Scarnecchia per la sua presenza al premio alla carriera ai Penalty Awards. Siamo quasi in conclusione, è il momento adesso dei dirigenti del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Faustino Giacchetto del Canicattì Calcio, Antonio Cottone della Don Carlo Misilmeri e Maurizio Lorè del Città di Taormina. Eccolo qui Faustino Giacchetto, l'amministratore delegato del Città di Taormina, il presidente della Don Carlo Misilmeri. Allora io ho il piacere a questo punto di ritornare ad invitare qui sul palco colui che è già stato qui sul palco, ovvero il mio amico Fabio Capuana, perché lui è un dirigente importante, uno che studia il calcio e attraverso la sua bella Accademia delle Madonie, ma è anche un grande osservatore sulle qualità umane anche dei dirigenti. Per cui ho il piacere che sia proprio lui a riaprire una busta importante del gruppo di dirigenziale. Pertanto consegniamo la busta a Fabio Capuana. 3 dirigenti che hanno veramente fatto delle cose meravigliose, la Don Carlo, ma la stessa Taormina che non ha vinto il campionato però ha aperto una tipologia di marketing calcistica interessante. Seguiti è una delle, prima di dire chi è che ha vinto questo fantastico premio, la serietà li contraddistingue tutti per quello che hanno fatto in questa stagione, perché essere dirigenti al giorno d'oggi è importante, ma è ancora più importante essere molto seri, e loro lo sono tutti e 3. È vero, è vero. Allora apriamo la busta. Miglior dirigente, campionato eccellenza 2021-2022, Faustino Giacchetto, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, beh, ha coronato un cerchio completo adesso proprio con la vittoria ai Penalty Awards. Possiamo già consegnare la targa a Faustino Giacchetto con il dono anche di Bacco, perfetto. Nel frattempo consegniamo anche agli altri 2 che sono in nomination. Beh, che dire, abbiamo già detto tutto di questo Canicattì, un Canicattì che a questo punto partirà con tanti progetti anche nel campionato di Serie D, che è decisamente più difficile, però io credo che la vostra organizzazione è pronta per il grande salto magari verso il professionismo puro. Sì, intanto buonasera a tutti, ringrazio e voglio condividere questo premio con la mia società, con il presidente Angelo Licata, con tutti i dirigenti, con lo staff tecnico, con il mister e con tutti i giocatori. Grazie a loro naturalmente siamo riusciti ad ottenere questo premio. È chiaro che noi negli anni possiamo considerare questo premio come un coronamento per i risultati fatti negli anni. Eravamo riusciti a fare le cose per bene, però nel calcio come nello sport
Non è sempre sufficiente fare le cose per bene, bisogna farle meglio degli altri. Quindi noi in questo caso ci siete riusciti. Siamo riusciti e quindi siamo molto contenti. Ora ci dobbiamo preparare ad un campionato molto più impegnativo. È chiaro che bisogna organizzarsi meglio, bisogna consolidare la compagine societaria, quello a cui stiamo lavorando in questi giorni, dopo la conferma del mister Bonfatto, che già da parte sua sta lavorando per la parte tecnica con il direttore Alessandro Avarello. È chiaro che principalmente quello che è importante per affrontare il campionato di Serie D, che sarà un campionato molto difficile, consolidare la compagine sociale ed organizzarsi per fare un campionato ambizioso e non soltanto di passaggio. Diciamo che sarà anche un campionato di assestamento, magari per poi ripresentarsi tra 2 anni con un altro obiettivo. Mai dire mai comunque. Come mai dire mai anche a questo Città di Taormina, che ho detto poc'anzi non ha vinto il campionato, però il suo percorso di crescita dal suo arrivo al Città di Taormina è stato considerevole e so che ripartirete quest'anno ancora più determinati, a prescindere se si vince il campionato, con un obiettivo ben preciso, quello di valorizzare i giovani che sono l'anima anche di un settore giovanile di grande qualità. Noi siamo arrivati a Taormina 2 anni fa, quindi in piena pandemia. Abbiamo affrontato per la prima volta quest'anno il campionato di eccellenza ed è stato un campionato di assestamento. Nel frattempo abbiamo sicuramente creato per noi il valore aggiunto che è il settore giovanile, perché noi partiamo dalla scuola calcio ad arrivare alla juniores, dove quest'anno abbiamo fatto la semifinale regionale. Quindi obiettivi raggiunti in una piazza come quella di Taormina, dove il calcio è importante, ma probabilmente è importante fare business in altro senso. Quindi noi abbiamo portato il nostro valore aggiunto, abbiamo portato le nostre competenze, il mio gruppo proviene dall'esperienza a Città di Messina, quindi stiamo facendo calcio a Taormina e vogliamo fare qualcosa di importante, ripeto, in una piazza difficile. E sono sicuro che ci riuscirete, perché il vostro è un obiettivo ambizioso e quando ci sono persone di grande qualità l'ambizione spesso e volentieri serve, così come serve anche probabilmente il progetto per la Don Carlo Misselmeri la prossima stagione, perché adesso dovete per forza fare di più, no? Perché siete arrivati alla finale playoff e forse probabilmente Misselmeri deve fare ancora di più per entrare nel cuore anche di una realtà piccola come quella vostra. Siamo una società giovane e quindi commettiamo gli errori che si commettono quando un bambino comincia a camminare, per cui si cade, ci si rialza, ci si compatta e alle volte si cerca anche una mano che ci possa accompagnare. Devo dire che noi siamo nel dilettantismo e faccio il plauso pubblico al Canicattì, che non è una società da dilettanti. Assolutamente. Insomma, da qui si riparte per la prossima stagione. Grazie ad Antonio Cottone della Don Carlo Misselmeri, l'amministratore delegato del Città di Taormina Maurizio Lorè e al vincitore quale miglior dirigente del campionato di eccellenza Faustino Giacchetto, e ringrazio anche Fabio Capuana. Allora, abbiamo concluso la nostra lunga kermesse, come al solito tanti nomi legati al mondo del calcio dilettantistico. Siamo contenti di aver avuto all'interno anche alcuni spazi con dei premi importanti, come quello alla carriera, come quello alla stampa, come quello anche al personaggio TV con uno straordinario Antonello Costa. Abbiamo concluso questa non edizione, ritorneremo il prossimo anno. Voglio ringraziare chiaramente tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte a questo evento, su tutti naturalmente Pianeta Vacanze di Maurizio Ciancio. Voglio ringraziare anche colui che dietro insomma questo palco lavora in maniera straordinaria, che è il mio collaboratore ultra trentennale Salvo Campo, e che dirvi che il calcio trionfi ancora e vi aspetto la prossima stagione importante sia nel campionato di eccellenza che nel campionato di promozione che nel campionato di prima categoria, e poi il prossimo anno siamo pronti per il decennale dei Penalty Awards. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora, arrivederci. Ringrazio tutti voi qui presenti, benvenuti a Belpasso, benvenuti in questa bella struttura. Io credo che il merito sia proprio di queste persone che noi andremo a premiare. Penso che questo premio sia la ciliegina sulla torta, un po' di tutto. Sì, sicuramente dal punto di vista di squadra siamo stati molto sfortunati. Questo è lo spirito dello sport. Rimanere imbattuti fino a fine campionato è stata veramente un'impresa per noi.
abbiamo affrontato un campionato alla grande. Sì, siamo stati sfortunati all'inizio. Tantissimo lavoro da parte regionale per far sì che questi campionati possano essere svolti in una determinata maniera. Se non avessimo trovato loro nel girone avremmo vinto il girone a mani basse. Sì, abbiamo fatto una stagione fantastica, strepitosa. Diciamo che la sfortuna ha preso il sopravvento. Noi siamo sempre per dare aggiornamento, per migliorare la categoria. Per quanto riguarda il mio campionato sono felice, per quanto riguarda i complimenti sono felice, cerchiamo esternamente di sembrare giovani ma stiamo cadendo a pezzi. Sono tutti bravi il mio compagno di squadra, per questo abbiamo fatto quello che abbiamo avuto ora. Speriamo che a Catania, se vi permette, si possa riparlare di calcio al più presto. Realizzare un'Arena Beach Stadium permanente, uno stadio fisso a Catania. Speriamo per l'anno prossimo che tutto vada per il meglio. Cerchiamo di darci da fare, cerchiamo soprattutto di dare un'opportunità ai nostri ragazzi. Beh sì, in Serie D sicuramente si vedrà quello che farà il Catania e poi le altre di conseguenza si adegueranno. Vedere che la differenza fra noi e il Mazzarone non era quella che dicevano i numeri, non era facile, ripeto. Sì, assolutamente, è stata una stagione magnifica, il secondo campionato che vinciamo di fila. Squadre che erano attrezzate per vincere questo campionato, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. È molto ma molto difficile, ci vuole come al solito, come tutte le categorie, ci vuole serietà, professionalità, programmazione. Per me è un onore essere qua sopra ed essere premiato e ora si pensa al futuro. Quest'anno è andata benissimo, se ci avessero chiesto di scrivere la trama di questa stagione probabilmente non avremmo immaginato tanto. Ho dato qualche suggerimento che forse non è piaciuto. Siamo stati veramente bravi a portare a casa un campionato veramente difficile. No, è stato un bel campionato, ce lo siamo giocati fino all'ultimo contro l'Accademia Trapani. La dirigenza fa di tutto per pubblicizzare e sponsorizzare la squadra. Io posso quest'anno essere testimone oculare della metafora della Volpe e da Arracino. Per me è stato un onore essere chiamato perché significa che al di là che qualcuno dice che faccio le polpette. Grazie a te per l'invito, così investi borghesi. Sia da una parte che dall'altra c'è la volontà, quindi se c'è la volontà diciamo dovrebbe essere una formalità. Per la prima volta la Russo Sebastiano affronterà il campionato di promozione. La società è ambiziosa. A partire dalla mentalità, che penso sia appunto il punto fondamentale di ogni giocatore. Da protagonisti fino alla fine. Devo ringraziare il Presidente che mi ha accompagnato, e lo staff tecnico e tutti i miei meravigliosi giocatori. Ma credo che si stanno affacciando dei giovani con delle prospettive. Tu sei un visionario, sei un matto, perché mettere in piedi da solo tutto questo è davvero segno di grande passione. Io sono una donna fortunata perché credo che la politica sia l'arte più nobile per far valere gli obiettivi. Sono contento della stagione che abbiamo fatto. Una cosa bellissima, la salvezza della Sangha del Des. Devo dire di avere avuto a che fare con persone straordinarie, oneste e leali. Un saluto a tutta la platea, in particolare non me ne vogliono gli altri, al presidente Sandro Morgana che è un amico dei giornalisti sportivi e in particolare del Lusso. Questa professione ti dà la fortuna di poter vivere questo sport a 360 gradi. E questa la base che poi ci porta ai campionati con tanti riflettori. Un augurio a tutti quei ragazzi che partecipano ai campionati dilettantistici di non mollare mai, che c'è sempre un'opportunità per tutti. In bocca al lupo a tutti. Riesci, come hanno sottolineato tanti illustri colleghi, ricambio i saluti che ho ricevuto, gli apprezzamenti, però riesci a fare qualcosa di straordinario. È mancato solamente il gol, poi si sa, se non fai gol molte volte lo prendi. No, non mi posso lamentare, questa è stata una stagione perfetta, no? Abbiamo lottato, come diceva il Presidente, contro tutti e contro tutti. Quindi per noi è stato un onore portare la società come Canecatti la piazza, che lo merita tanto. Dobbiamo dire grazie a questi dirigenti, a questi presidenti che si spendono e spendono in uno sport che purtroppo è sempre più difficile a Palermo. E sto qua da 5 ore, ma adesso manda 700 euro sul conto di paga il riscatto e torno a casa. Quello che conta è impegnarsi per raggiungere degli obiettivi e fare davvero qualcosa per il futuro della nostra comunità. Rammarico per la partita di ieri, però pensiamo in avanti.
Diciamo che è stato una stagione fantastica. Abbiamo diversi eventi che proporremo alla città e non solo, quindi invitiamo quanti ci seguono da casa e la folta platea a venire a Belpasso perché c'è tanto da visitare. Formare ragazzi prima di tutto, prima l'uomo e poi il calciatore. Devo dire che a volte si devono fare delle scelte anche di cuore e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Solitamente sono un giocatore importante in tutte le squadre dove vado, sono sempre con le spalle larghe e pronto a prendermi tutte le responsabilità del mondo. Ma sì, a Carrendini quest'anno abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. A prescindere da non aver salito, penso che questo ci fa imparare e lavoreremo su questo. Per non fare torto a nessuno, dico tutte belle, tutte importanti. Diciamo una stagione perfetta, una stagione ricca di soddisfazioni. È già un orgoglio essere qua e ci tengo essere qua, non è solo merito mio, ma è sicuramente merito, e questo ci tengo a dirlo, della società che mi ha scelto quest'anno. Ma non l'ho portato da solo, l'ho portato insieme al mio staff, che voglio ringraziare pubblicamente, insieme a questi magnifici giocatori che ho avuto la fortuna di allenare. Ti ringrazio, ringrazio a tutti voi e ci vediamo. Fai 2, 3, 4 anni nella stessa squadra, non guadagni molto, attenzione, si guadagnava sempre tantissimo, però non fai il salto di qualità perché poi diventa il tuo lavoro, quindi devi pensare che la carriera dura molto poco e devi guadagnare. È chiaro che noi negli anni possiamo considerare questo premio come un coronamento per i risultati fatti negli anni. Obiettivi raggiunti in una piazza come quella di Taormina, dove il calcio è importante, ma probabilmente è importante fare business in altro senso. Si cade, ci si rialza, ci si compatta e alle volte si cerca anche una mano che ci possa accompagnare. Siamo pronti per il decennale dei Penalty Awards. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora, arrivederci.